Bem-vindos à Sombra de Sonurage, stagione de Sierru. L'inverno, per le culture di tradizione agropastorale come quella sarda, rappresentava il momento dove le attività esterne all'ambiente domestico erano limitate dalle avverse condizioni meteorologiche. Non era però una stagione vuota e improduttiva. Durante i mesi invernali il luogo di lavoro principale era all'interno delle mura domestiche, dove tutta la famiglia allargata si impegnava a produrre quelle risorse che sarebbero state utili nei mesi successivi. Era infatti il momento della produzione del formaggio e delle conserve che sarebbero diventati preziosi valori di scambio nel baratto. Il baratto era infatti il principale mezzo di scambio nelle arcaiche economie del mondo agricolo. Il denaro era limitato e tutte le principali operazioni di approvvigionamento dei prodotti avvenivano tramite lo scambio tra abbondanza e scarsità. L'inverno però era anche il momento principale nel quale la famiglia poteva stare riunita sotto lo stesso tetto. La famiglia sarda, sino a un secolo fa, era un colorato e complesso sistema parentale dove convivevano diverse generazioni. Questa vita comune, per quanto scomoda da un punto di vista prettamente logistico, tanto nella divisione degli spazi quanto della ridotta intimità domestica, era il vero fulcro dell'identità sarda. Le diverse generazioni, ognuna secondo la propria capacità lavorativa, collaborava al sostentamento presente e futuro della famiglia. I bambini crescevano al fianco dei propri nonni e, in alcuni casi, di zii e cugini e potevano apprendere dalla loro saggezza i segreti dei mestieri che di lì a poco avrebbero conosciuto quotidianamente. Da questa alchimia di tradizioni e saperi, di affetto e di prossimità, la famiglia sarda viveva l'inverno come il momento più intimo dell'intero anno. L'essere costretti in casa portava gli anziani a trasmettere le proprie memorie ai membri più giovani, raccontando davanti al fuoco del camino le storie senza tempo che loro per primi avevano udito. Venivano intonati i canti della tradizione e venivano insegnati i passi dei balli che avrebbero caratterizzato le feste nelle belle stagioni. L'inverno, contrariamente alle altre, non era una stagione di grande attività fisica, ma era la stagione che più di tutte portava con sé un grande carattere formativo. Se i sardi hanno potuto godere di un grande patrimonio imperniato sulla tradizione orale, lo si deve soprattutto a questa stagione, dove il cielo grigio ed uggioso invitava i capostipiti a raccontare, ed essi, raccontando, permettevano alla memoria storica e folcloristica di non morire come la neve in primavera. Hierro, acqua, vento, gelo e medavriuso. In Sierru de pianura capesusu, sa gente invoca da Santusu e Gesusu, può aiutare gli uomini secogliaus e bagatiusu. Gennagiu sicco, messaio arriccusu, narra uno dicio campitaneso. Modo denai chi beni di atteso, apprezziau de merisi, mannus e piticcusu. Mesi de friagio, cruzzu e spollito, su gelo bocci di vesti e l'assa d'imbiancao. Ma torra da s'acqua, chi tottusu antidisigiao, allegrendi s'usato con profitto. Poi arriba da marzo, con medas coloris, lori, mattas e bingiasa in carrera da sbocciai, in dogna furrungon del logo tanti florisi. I risi oramai torrant a manniai, sagenti bessidi e nasci in teatros amorisi, e poi spiccioccusu e sti tempusu de gosai. Sa stagione de Sierru oi da considerare su vaghedu sa stagione più trista de s'anno, poita podeus bessi prus pagu, fai prus frius, i disi si incruzzant, ma deu di allu domandai, pois traballus de uota vostra gente antica, ita stagione via da Sierru? Sierru fia da una stagione più de pausa che de traballo, poiché i disi funti più cruzzas e più spago tempo de traballai, su fatto stesso che su messaggio ia da già iarao e seminao e quindi a barrata più tempo si può dedicare a famiglia e amigos. Ecco poiché che Sierru è una stagione po' messaggio e po' pastorisi che due punti dedicare più spago traballo rispetto a altre stagioni.
Tenti per un tempo di avarrare questo amico pure, perché scorrigando i ghizzi, vendi di cruzas, mancai esti motivo di incontro, mescantinas, des amigos, me domo des amigos, desi vai canco dice un pruso, canco a buffata de uno un pruso, visto che in Sierro si incarrera da subire un lavoro, su mese di ogni asante, e quindi vo Sierro, esti occasione da stai i bionnoso, dedottoso, i messaggioso, e di sconfrontare del suo assatro, insomma, e quindi occasione buona, varrà tutto un pari, in armonia e allegria de una donna satra. Est stagione di cambiamento puro Sierru, poita in sa prima parte commenti now i disi si incruzanta, fai più pregeri a si inserrare in domo, ma de sa fine de su mese de idasa c'ha più luci e fai più pregeri anci bessi. A tu ita ti piace de Sierru? A me non è che mi piace a me da Sierra, perché lì fonti troppo cruzza, sai, chi uno delle cose vai, a barra dopo che tu bloccato. A me da Sierra mi piace che fate una vita più familiare, a barra su un nome, si cosa è sa famiglia e sa amico, ma che se non sa forrella, si va a fare un bello arrogo da vai a ritavo, o caso, un marzo, o sattizzo, e tutte cose che producevano in questa zona nostra. Biuga si scritto un bello libro che si narra proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, pubblicato da Sandi Editori in su 2019, leggisi anche un bello dicio che grazie di bei con questa poesia. Ma ho detto che poi andare bene per Sierra, gli adesso, Sierra sì come sai io a ricco. E come te che si arricca da questo messaggio in Sierru? Questo dice nada che il suo messaggio si arricca da poeta che il suo messaggio quando anda a Rai a messaggio in Sattongio, te da bisogno poi di un ierro sicco, poi ti fai una bella annata sia da dell'ori che del foraggio. Ecco che si deve un ierro sicco, poi ti già proprio in Sattongio. E troppo acqua non anda bene su proprio, e commenti now sempre s'acqua sdrebiti, ma troppo acqua bu struppiata. Dove ne uso dice a su quest'acqua? Certo che c'è sti, e adesso gusto. Quando brodi, lasciato broi. Questo mi vari parenti de tocca da fare commenti va in tabosa e te de questa razza. E sto dice che do brullavo, che now in compagnia può arrivare amigos. Tanti quando brodi non ci potevo fare nulla, te ne ho solo inchietando sida e quindi narravo sempre quando brodi lasciato broi. Poi ta proprio non ci potevo fare nulla e quindi può arrivare a pizzo di questo dicio, si non mena da questa frase. E tenta regione non sarebbe da nulla de se renegai, non ci potevo fare nulla. Mi piace in questo dicioso, narami in altro. Ho dicho che poi grazie bene, ma a fine ieri gli adesso gusto. Quando canta da Samme Urra, este finito si ieri. Questo dicio mi pare che questione da questa conoscenza dei sardo su dessa gente antica a su questa natura e te di aici. È proprio di aici, poiché che someni che vivono in Susato, che sia da messaggio, che sia pastori. Esta conoscenza dei animali pochi con usato e sa me urra questo pilloni eddo che dedo canto me da bello e lo fai di casa Savine Seglierro come tenai e una liberazione una contentezza che arriva su tempo bello e fine di suo tempo frio su de Seglierro e iniziando su canto de sa me urra poi moi e baghe d'atteso però non su seu pregiau su meda de passare questa stagione con tui e dunque devo darvi grazie per questa bella poesia su Sierru e per tutto questo dicioso. Grazie a me da usato che tenete pazienza e desascoltai. Grazie a tutti.